appuntamento con Morsi di Sicilia, sono felicissima di condividere con voi la ricetta dei miei biscotti preferiti in assoluto, le reginelle. Conosciute anche come biscotti col sesamo, col cimino, inciminati, sono famosi in tutta la Sicilia. A casa mia non mancano mai perché ci piace mangiarli col tè, col caffè, insomma, e poi si conservano a lungo, quindi ne faccio sempre una gran quantità. Preparazione vi serviranno 300 g di farina 00, 120 g di strutto, 125 g di zucchero, 2 uova, utilizzeremo un uovo e un tuorlo, un po' di sale, dell'aroma vaniglia e un po' di ammoniaca per dolci. Mettiamoci subito al lavoro. Recuperiamo una bowl capiente e trasferiamo lo zucchero, la farina 00 e il pizzico di sale. Amalgamiamo le polveri e creiamo un incavo al centro. Apriamo quindi le uova, le rompiamo giusto un attimo con la forchetta, aggiungiamo lo strutto, aggiungiamo l'ammoniaca per dolci e l'aroma vaniglia a piacere. Lavoriamo con le mani il nostro impasto cercando di scaldarlo il meno possibile. Una volta amalgamato il tutto, trasferiamo su un piano di lavoro e lo compattiamo. Copriamo l'impasto e lo facciamo riposare in frigorifero per circa mezz'ora. Recuperiamo il nostro impasto che avrà riposato e creiamo dei cordoncini. Arrotoliamo l'impasto su se stesso, creando dei cordoncini di questa dimensione. Realizzati i nostri cordoncini, li spennelliamo con l'allume che avevamo tenuto da parte. Una volta spennellati, con l'aiuto di una pirofila, trasferiamo i semini di sesamo tostati, mi raccomando, all'interno di una pirofila e passiamo, proprio paniamo il nostro cordoncino rivestendolo bene. Panato tutto il nostro impasto, dividiamo i nostri cordoncini in pezzetti più o meno della stessa dimensione. Una volta che abbiamo dato forma ai nostri biscotti, possiamo infornarli così, ma ovviamente il lato del taglio sarà senza biscotti, oppure fare come faccio io, che amo particolarmente il sesamo. Li ripasso uno a uno nel contenitore del sesamo, così andando a colmare ogni eventuale buco lasciato libero. E li trasferiamo sulla teglia. Basta aumentare un pochino il dosaggio di ammoniaca o lievito e saranno più alveolati. A questo punto inforniamo le nostre reginelle al forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per circa 18-20 minuti. Ed ecco, le reginelle sono pronte. Le ho fatte raffreddare, adesso prima di riporle in contenitori di latta così durano a lungo, come se ci arrivassero a durare a lungo, ce le mangeremo subito, le assaggio come di consueto insieme a voi. Croccheranno. Io le adoro. Le adorerete anche voi, provare per credere.